Terza corsa, sono cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, in 11 dietro le ali dell'Autostart, 1 Frank Alter, 2 Federer ZS, 3 Fanni, 4 Fenice Matto, 5 Felina SI, 6 Fermellino. Seconda linea 7 Frankenstein Matto, 8 Flashback Pizza, 9 Footloose Griff, 10 Freud dei Greppi, 11 Frida Pax. Partenza all'errore di Fanni, che libera il comando Fermellino. Numero 3 Fanni squalificato, numero 2 Federer ZS squalificato, numero 1 Frank Alter squalificato. Fenice Matto, che poi prosegue all'esterno per l'inserimento di Freud dei Greppi. Avanza Fenice Matto dopo i primi 400 metri di gara, avvicina la testa, Fermellino sempre leader, 37 per il quarto iniziale. Seconda posizione per Footloose Griff, poi Fenice Matto all'esterno, ancora Freud dei Greppi, via via tutti gli altri con i primi 600 metri di gara che vengono percorsi nell'ordine del 46 esatto. Davanti alle tribune, dopo 700 metri di gara, sempre in testa Fermellino, all'esterno Fenice Matto, senza forzare, poi alla corda in terza posizione c'è Footloose Griff, più indietro Freud dei Greppi, all'esterno prova a progredire intanto Frankenstein Matto e cavalli che sono ora sulla penultima piegata. Posizioni tattiche invariate con leader sempre Fermellino, all'esterno Fenice Matto, poi Footloose Griff, ancora Freud dei Greppi. Sposta Footloose Griff che va in terza ruota a 500 dalla conclusione, lo scatto di Footloose Griff viene via convinto e in breve si sbarazza degli avversari per prendere netto margine di vantaggio. Sulla curva conclusiva si distacca in avanti Footloose Griff, prende una ventina di metri abbondanti dagli avversari ed è una corsa in solitaria nel finale per Footloose Griff e Daniele Zanardi, che vengono a concludere da dominatori questa terza prova riservata ai 4 anni, mentre la lotta per il miglior piazzamento vede Frankenstein Matto aver ragione degli avversari, fra i quali finiscono in linea Freud dei Greppi e Fenice Matto. 1-15-4, 29 secco a chiudere. Gran finale per Footloose Griff che Daniele Zanardi porta a un nettissimo primo piano. Lamberto Barbieri al training per conto del signor Daniele Zanardi stesso, che vince di quanto vuole questa terza all'Arcoveggio.